Oggi ci ritroviamo qui per onorare la memoria di Lidia e di tutte le donne innocenti vittime di femminicidio. Questa targa è un segno per tutte loro, per i sogni spezzati, per la luce spenta dei loro occhi per mano di chi diceva di amarle. Parole commosse per ricordare Lidia Milikovic e Gabriela Serrano, a 4 anni dal duplice femminicidio in cui persero la vita, entrambe uccise l'8 giugno 2022 per mano dello stesso uomo che poi si tolse la vita. È il compagno di Lidia a rivolgersi a tutte le donne nel luogo, via Vigolo, diventato tragedia e simbolo della violenza di quel giorno. Il sorriso è quello che ci accompagna tutti i giorni, perché è quello che ci è rimasto di Lidia. Questa targa abbiamo voluto dedicarla a Lidia, ma era un tramutare tutto quello che è successo in aiuto per altre donne che magari stanno subendo tutto quello che ha subito Lidia, quindi potrebbe essere un aiuto, un incoraggiamento a denunciare, a farsi aiutare soprattutto. Una targa per le 2 vittime di femminicidio voluta dall'amministrazione come impegno e monito per contrastare, si legge ora all'ingresso del parco di Villa Bedinaldieri, la cultura del possesso, ma anche uno spazio informativo con le modalità per chiedere sostegno attraverso il numero antiviolenza o la gestualità attraverso i segni internazionali che significano richiesta di aiuto. E a lanciare un appello sono anche le tante associazioni come Donna Chiama Donna, che segue circa 400 donne nei diversi sportelli del territorio. E noi chiediamo maggiore protezione per queste donne, ma maggiore protezione non significa nuove leggi e nuovi reati, ma significa aumentare le pene dei reati, ma significa anche attuarle e stanziare dei fondi perché questo avvenga. Risorse e non solo, l'auspicio è quello di un cambio di passo culturale. Sta crescendo la consapevolezza, l'attenzione, crescono le denunce ad esempio, non si vede ancora però il cambio di passo nella cultura, nella consapevolezza che la cultura del possesso, l'idea del possesso della donna da parte dell'uomo è una cultura da abbandonare, è una cultura che poi sfocia in tantissimi casi nella violenza.